Parliamo di economia, ripresa, crisi, lavoro. Cosa si può fare in Veneto per ripartire? La Regione può ottenere a legislazione vigente e anche con delle procedure europee percorribili delle zone franche per il Veneto. In particolare pensiamo a Venezia e Marghera. Se diventasse una zona franca in cui chi viene a investire paga meno tasse, sarebbe subito un volano di investimenti e di occupazione per tutta la regione, forse anche per tutta l'area del nord-est. Accanto a questo abbiamo messo a punto alcune misure molto semplici, ad esempio sempre rispetto al fisco regionale consentire, per quanto si possa a legislazione vigente, di dedurre le spese delle imprese dall'imponibile. E ancora, immaginare un supporto ben organizzato per tutta l'attività di export delle nostre imprese verso i paesi esteri. Oggi siamo a una specie di far west, no? Ognuno si deve arrangiare con la lingua, con le leggi straniere, con le pratiche burocratiche, con la conoscenza delle relazioni, ognuno è un fai da te. Ecco, si può proprio creare un centro export a servizio di tutte le nostre imprese, anche piccole o aggregate fra loro, che spesso hanno delle eccellenze geniali che trovano all'estero dei mercati favorevoli e magari fanno più fatica ad esprimere tutte le loro potenzialità proprio per le difficoltà di conoscere con precisione come ci si possa muovere all'estero. E quindi anche l'istituzione regionale può essere un veicolo, anzi deve essere un veicolo per accompagnare dunque il nostro sistema produttivo all'estero. Assolutamente sì. Se pensiamo ad esempio a un'altra proposta semplicissima, un portale madeinveneto.eu, cioè mettiamo in linea e promuoviamo nel mondo i prodotti del Veneto, in modo che quando uno cerca ad esempio alcuni prodotti che ci sono nell'alta tecnologia in Veneto, le cerca dal Giappone, sia facile trovare i nostri prodotti. Pochissime spese e molta attenzione alle eccellenze.